alternati imbattibilità e primato in classifica. La sconfitta è maturata in un clima eccessivamente acceso in seguito a un calcio di rigore quantomeno discutibile. Sul risultato pesa comunque un episodio accaduto intorno al 22esimo del secondo tempo, quando Orsi, che si trovava in panchina, si è improvvisamente accasciato al suolo dopo lo scoppio di un mortaretto. Portato fuori campo a braccia, il giocatore è stato poi trasportato in ospedale. La società ha presentato riserva scritta. Al di là di questo episodio, la partita è stata sempre carica di contenuti tecnici, tattici e agonistici. Il Matera, presentatosi in campo con la novità Caldarola al posto di Caputo, si è disposto in un atteggiamento guardingo ma non rinunciatario. Ha subito sì una certa pressione dagli avversari, ma sempre pronto a pungere in contropiede, tanto che al 33esimo è passato in vantaggio. L'azione è partita da Filidoro, che al limite ha scambiato con Caldarola, la cui conclusione, angolatissima, si è infilata in rete. Pronta reazione della Cariatese, che al 41esimo è andata vicino al pareggio con Fioretti, la cui incursione sulla sinistra ha creato un grosso pericolo per la porta di Cimino. Nella ripresa i padroni di casa sono apparsi subito determinati e decisi a raddrizzare il risultato. Il Matera è stato costretto a ripiegare e al 19esimo ha subito il gol del pareggio, con qualche responsabilità per i difensori, soprattutto i più alti, che hanno consentito a Perrone di colpire di testa e infilare in rete. Sull'1-1 il Matera ha riordinato un po' il suo gioco e si è riaffacciato con una certa pericolosità in area avversaria. Lo ha fatto al 21esimo con Caldarola e al 28esimo con Filidoro. Quando ormai la partita sembrava chiusa, due guizzi finali determinanti l'hanno riaccesa. Al 43esimo Caldarola ha avuto una grossa opportunità, ma dopo essersi liberato con un tocco felice, non è riuscito a infilare il portiere Guido, che gli si è opposto alla grande. Neanche il tempo di mordersi le mani, che l'arbitro si è reso protagonista segnando a tempo quasi scaduto un rigore alla Cariatese. Dopo lunghe e inutili discussioni, il russo ha trasformato, regalando alla sua squadra un successo che vuol dire primato in classifica. Finale molto concitato, con incidenti in campo al fischio finale, incidenti che hanno avuto in Gagliardi il protagonista e il bersaglio principale. Prescindendo per il momento dall'esito che potrebbe avere l'eventuale reclamo della società biancazzurra, c'è da dire che la sconfitta maturata sul campo non ridimensiona affatto il Matera e non ne pregiudica le chance di promozione. L'importante è reagire, dando prova di carattere e di fiducia nei propri mezzi, a cominciare da domenica prossima contro la Paolana.